Proseguono al municipio di Favara gli incontri dell'amministrazione comunale con associazioni ed organizzazioni sindacali per la discussione partecipata del bilancio 2012 dell'ente. Secondo quanto trasmesso da una nota dall'Associazione dei consumatori Adiconsum, nel corso del secondo incontro il sindaco Rosario Manganella, in materia di spending review degli enti locali, avrebbe accolto favorevolmente le proposte al bilancio effettuate dalla stessa associazione. Suggerimenti che riguardano la predisposizione di un condono fiscale sui tributi locali, ristabilire le aliquote dei tributi per gli edifici del centro storico e rivedere il sistema ed il relativo canone del servizio di depurazione cittadino. Le proposte avanzate da Adiconsum non potranno essere attuate nel prossimo bilancio poiché lo strumento finanziario è già impegnato per 8/12. L'amministrazione Manganella, però, dicono Alfonso Scanio e Giuseppe Di Miceli, rispettivamente di Adiconsum Favara di Agrigento, per il bilancio 2013 promette una mozione d'impegno.